benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. A Siracusa, all'indomani dell'intensa pioggia, crolla l'intonaco dal soffitto di una classe durante le lezioni a Lombardo Radice. Tanta paura e per fortuna solo qualche piccola ferita per gli alunni. Licata ha chiesto lo stato di calamità dopo che il Salso è esondato. Danni ingenti all'agricoltura. Intanto si lavora per sgomberare il fango dalle strade, scuole riaperte. Ancora disagi per il maltempo a Messina e in tutta la provincia, allarme a Stromboli e nelle altre Eolie. Il sindaco Gullo invoca l'emergenza per Ginostra. Palermo, regolari i voli dopo il blackout di sabato sera per il temporale. Nel pomeriggio convocata la giunta Schifani per il bilancio dei danni in tutta la regione e i ristori. Catania allagata e infangata, sempre più cittadini denunciano l'assenza delle istituzioni, polemiche per la pista ciclabile al porto, mentre le strade si sgretolano. Palermo, la sigaretta elettronica le esplose in viso mentre fumava. Vittima una ragazza polacca in vacanza in Sicilia, gravemente ferita alla bocca. Spettacolo, incontro con Carlo Ableto, giovane attore nisseno in ascesa nel panorama dell'intrattenimento nazionale. Riesce a fondere magistralmente comicità, musica e teatro. Calcio, il Catania pareggia in extremis 2-2 a Foggia. Di Gennaro segna il secondo gol rossazzurro in pieno recupero. Ancora un pari per il Messina, fermato sullo 0-0 dal Monopoli. Bentrovati. A Siracusa tanta paura e per fortuna solo qualche piccola ferita per gli alunni del Lombardo Radice. All'indomani dell'intensa pioggia crolla l'intonaco del soffitto di una classe. La preside al nostro TG, un anno fa erano stati fatti i lavori di impermeabilizzazione. Francesco Aloi. Tu eri in classe, cosa è successo? Stavamo facendo le prove delle prove di istituto e praticamente dopo un po' di tempo mi sono fatto malissimo il braccio e ho visto che è caduto un pezzo di cemento grandissimo e affilato e mi sono tagliato pure. Lui ha 9 anni, frequenta la quarta elementare del Lombardo Radice di Siracusa. Era metà mattina quando questa parte di tetto al primo piano è venuta giù. Sono la rappresentante di classe, la maestra mi ha contattata, ovviamente ci è uscito a tutti il cuore dalla gola perché era caduto un pezzo di tetto, perché ovviamente i controlli non sono stati effettuati dopo il grandissimo maltempo di sabato. Per fortuna nessun ferito grave, ma la paura è stata tanta per tutti, bambini, maestre e genitori. In questo momento ci sono bambini che sono terrorizzati, io ho trovato una classe completamente traumatizzata in lacrime, quindi questa cosa finirà sicuramente per vie penali. La causa del crollo potrebbe essere stata la pioggia, qui lo dicono tutti. La conferma però arriverà dai vigili del fuoco e dai tecnici del comune arrivati subito sul posto. Eppure in questa scuola da poco erano stati fatti lavori proprio sul tetto. È stato effettuato un intervento sia di ripristino del piano superiore, quindi della terrazza, con impermeabilizzazione lo scorso anno dall'ente locale. Per cui voglio dire, in linea teorica era già stato tutto verificato. Noi abbiamo chiesto in più occasioni sopralluoghi vari, però onestamente nel tetto di quest'aula non si vedevano né crepe né nulla. Ma la richiesta di tutti è una: più sicurezza nelle scuole, non solo a parole. Licata ha chiesto lo stato di calamità dopo l'alluvione e l'esondazione del fiume Salso. Danni ingenti all'agricoltura mentre si lavora per sgomberare il fango dalle strade. Scuole riaperte. Davide Sardo. A Licata, pale meccaniche, operai e volontari sono al lavoro senza sosta a rimedio dopo la violenta esondazione del fiume Salso. L'emergenza è parzialmente rientrata, le scuole sono state riaperte. La priorità è al momento rendere agibili le vie del centro e la zona Montecatini dove c'è il comando di polizia municipale. Massimo impegno anche per riattivare il mercato ortofrutticolo sommerso dall'acqua.
Nonostante sia cessata l'allerta meteo, il COC, il centro operativo comunale, è ancora in funzione. Il sindaco Angelo Balsamo è in costante contatto con il governo regionale, invoca interventi urgenti a fronte di danni per diversi milioni di euro e il riconoscimento dello stato di calamità naturale. L'alluvione ha distrutto tante aziende agricole, non solo il raccolto ma anche le serre, i tunnel e gli impianti. Anche il deputato regionale del Movimento 5 Stelle ed ex sindaco di Licata Angelo Cambiano ravvisa la dichiarazione di stato di calamità e denuncia. È emblematico il caso di Licata, dove dal 2016 la maggior parte dei fondi stanziati dopo la devastante alluvione di quell'anno non sono stati ancora utilizzati. Ancora disagi a Messina e in tutta la provincia, allarme a Stromboli e alle altre isole Eolie. Il sindaco Gullo chiede l'emergenza per Ginostra. Francesco Triolo. Il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, ha chiesto l'attivazione dello stato di emergenza per il borgo di Ginostra a Stromboli, dove un fiume di fango ha causato ingenti danni nei giorni scorsi. È lì la situazione che desta le preoccupazioni maggiori, perché con la pioggia è venuta giù anche la cenere delle eruzioni precedenti. Un caso mai visto. Cavi elettrici e idrici tranciati, stradine ormai impraticabili. Oggi i mezzi erano al lavoro per liberare un torrente il cui ponticello era stato completamente tappato da massi enormi. Il sindaco di Lipari ha chiesto 7 milioni di euro per gli interventi di pulizia dei canaloni. Oggi il maltempo ha colpito soprattutto la zona sud di Messina, allagamenti e torrenti in piena, paura e preoccupazione soprattutto nei villaggi di Zafferia e Galati. Dalle 9 di questa mattina è stato attivato il COC della Protezione Civile Comunale, che sta monitorando e gestendo tutte le richieste di intervento. Sorvegliati speciali torrenti a Zafferia, il fango ha portato via un'auto. In città sono stati tanti tombini otturati, le strade ed i marciapiedi allagati per il mancato deflusso delle acque piovane. Immagini impressionanti invece quelle che arrivano dalla zona ionica. Questo è quanto avvenuto oggi sull'autostrada Messina-Catania all'altezza di Capalì, con l'acqua che arrivava a cascata sulla carreggiata autostradale, creando non pochi problemi e pericoli alla circolazione. Davvero impressionante. A Palermo regolari i voli all'aeroporto, andato in tilt per 3 ore sabato sera a causa del temporale. Il governatore Schifani vuole vederci chiaro, non è la prima volta che capita, dice il presidente della società di gestione GESAP Replica, è stata una bomba d'acqua di portata straordinaria. Nel pomeriggio giunta regionale per i primi ristori in tutta la Sicilia. Marco Gullà. Un'immagine inequivocabile del temporale che si è abbattuto su Palermo sabato sera. Le conseguenze sono quelle che vedete. Siamo all'aeroporto Falcone Borsellino, che a causa anche di questi allagamenti è andato in blackout con la chiusura per diverse ore e conseguenziali disagi per tutti i passeggeri. Non è la prima volta che l'aeroporto va in blackout. Il governatore Renato Schifani proprio per questo ha evidenziato la necessità di fare piena luce sui problemi che hanno portato alla chiusura dello scalo per evitare il ripetersi di simili disagi. Inoltre Schifani ha chiesto un rapido ripristino della governance amministrativa di GESAP, che dal suo canto replica così. Sono state 5 ore di grande sofferenza, sono stati cancellati o dirottati 19 voli e abbiamo assicurato la massima assistenza possibile a tutti i passeggeri. Una grande prova di resilienza della struttura aeroportuale di Palermo, che ha retto ad un evento straordinario, imprevisto ed imprevedibile. La conta dei danni del maltempo è ancora in corso e in base a una prima stima potrebbe raggiungere alla fine i 10 milioni di euro. Proprio su questo oggi Renato Schifani riunirà il governo a Palazzo d'Orleans e dichiarerà lo stato di emergenza. Emergenza che c'è già in alcune strade nel Palermitano a causa delle frane, come a Bonpietro, dove ci sono forti limiti alla viabilità. Anche Catania, allagata e infangata, sempre più cittadini denunciano l'assenza delle istituzioni, polemiche anche per la pista ciclabile al porto, vedrete tra poco, mentre le strade si sgretolano. Tonino De Mana. È una Catania che si lecca le ferite, conta i danni e guarda ancora il cielo con preoccupazione. Oltre alle abbondanti precipitazioni sulla nostra linea di WhatsApp 342 74 55005 piovono segnalazioni ed arrivano da punti geograficamente distanti della città, a testimonianza che i problemi sono in centro ed in periferia. Nell'occhio del ciclone non solo quindi via Etnea, come abbiamo visto trasformata in un fiume in piena, ma anche la zona del porto, dove l'incompleta pista ciclabile continua a far discutere. Non le manda a dire Andrea Barresi, ex assessore all'ecologia ed attuale consigliere comunale.
è un problema di natura endemico, c'è sempre stato, ma adesso cosa accade? Col sopraelevamento ovviamente della pista ciclabile l'acqua ovviamente si crea un'ulteriore barriera. Cosa chiediamo all'amministrazione comunale? E ovviamente in questo speriamo che il signor sindaco sia abbastanza solerte di trovare una soluzione tecnica al fine di eliminare tutta l'acqua che scende ovviamente da tutto il piano di San Cristoforo, da Via della Concordia e arriva sulla zona di un piano che è di una quota ovviamente sottostante. E non va meglio in via Acquicella Porto, dove sono esasperati i residenti del Civico 27. L'acqua è arrivata qua e noi siamo stanchi. E l'acqua del torrente esce tutta e c'è tutta la melma nei portoni e siamo stanchi noi. Ci sono persone come mio marito che è una persona invalida che non può scendere da casa e slittare, perché abbiamo paura anche di slittare nel fango. E la fogna che fuoriesce dai tombini, si riempie tutto, non possiamo uscire dalle case, tutti infangati, non sappiamo più a chi rivolgerci. Il video che vedete è stato girato sabato scorso, oggi non c'è più l'acqua, ma restano detriti e fango. Asfalto vecchio e nuovo che si sbriciola un po' ovunque, come all'imbocco di via Santa Sofia, dove questa transenna in curva e senza illuminazione non rappresenta il massimo in tema di sicurezza stradale. E poi le piogge così violente non aiutano di sicuro a fronteggiare il problema della siccità. I prodotti della terra anzi continuano a soffrire per la carenza di acqua e i prezzi si impennano. Se ne è discusso a Il Punto. Simona Mazzone. Pioggia carente da un lato, pioggia che arriva sotto forma di alluvione e poi svanisce lasciando dietro di sé devastazione e paura dall'altro. Due facce della stessa medaglia che mettono in pericolo il territorio. Le bombe d'acqua, come quella di sabato scorso su Catania, sono ormai frequenti, quanto disastrose, non solo per la popolazione e le loro case, ma anche per agricoltura e allevamento. Al settore dell'ortofrutta, danneggiato dalla siccità, piogge così sporadiche non hanno portato benefici e agricoltori e commercianti piangono una stagione di scarso raccolto, come testimoniano questi grossisti del MAS intervistati per la trasmissione Il Punto, dove nella puntata andata in onda sabato scorso su Telecolor si è parlato in studio di siccità. La mancanza d'acqua sta portando a non far crescere questo prodotto, come questo saranno anche le arance. È diventato un problema molto persistente come è stato con l'uva, che il troppo caldo l'ha fatta diventare nera perché è andata in fermentazione, quindi lo zucchero è andato oltre. L'uva finirà almeno un mese prima a differenza degli altri anni. L'uva l'anno scorso quanto costava e quest'anno quanto? In questo periodo si parlava di 1,82 euro merce extra, quest'anno non c'è meno di 3 euro. Nessuna speculazione sui prezzi dunque, ma aumenti naturali di fronte a carenza di prodotto. Ma a questo punto conviene comprare merce proveniente dall'estero? Non esiste, lo sconsiglio pienamente, si deve comprare il prodotto italiano. Incidente stradale sulla Catania-Palermo, 8 km prima dello svincolo di Agira. Coinvolti 2 camion, state per vederli, entrambi i conducenti sono rimasti feriti e trasportati in ospedale, uno in codice rosso, il traffico è rimasto bloccato sull'autostrada con code di chilometri. Palermo, la sigaretta elettronica le è esplosa in viso mentre fumava. Vittima una ragazza polacca in vacanza in Sicilia, gravemente ferita alla bocca. Il servizio di Simona Mazzone. È ancora sotto shock la turista polacca di 20 anni a cui è esplosa una sigaretta elettronica mentre la stava fumando in piazza Olivella, Palermo. La giovane in città per vacanza col fidanzato era seduta su una panchina quando è accaduto l'incidente che le ha provocato una grave ferita lacero contusa alla bocca. A lanciare l'allarme sono stati i titolari di un ristorante della zona. Sul posto il 118 che l'ha subito portata in ospedale. Pare che a causare l'esplosione dell'apparecchio elettronico sia stato un cortocircuito della batteria. Incidenti di questo tipo non sono isolati, ma per evitare di far salire la percentuale vertiginosamente basta avere accortezza sull'utilizzo. Poteva andare anche peggio, poteva perdere un occhio o quant'altro. Dispiace per la ragazza, però bisogna anche capire
che tipologia di prodotto utilizzato, se l'aveva conservato in modo ottimale, se il caricabatteria era quello consigliato dalla casa. La diffusione della sigaretta elettronica in Italia, secondo i dati di Eurobarometro 2023, si attesta attorno al 6% tra i giovani. Soprattutto in Italia continuano a fumare troppo, quindi sarebbe molto utile cercare invece di spingere verso una politica che apra le porte alle sigarette elettroniche, di modo che i giovani vengano sdoganati da un prodotto contenente il tabacco e la nicotina estremamente tossico, perché funziona con la combustione, verso prodotti senza combustione. La ventenne ricoverata in prognosi riservata al reparto graduazioni del civico di Palermo. Il consolato polacco ha chiamato il presidio per accertarsi delle condizioni della ragazza. Violenze in ospedale, l'ultimo episodio stamane a Palermo, un soccorritore del 118 ferito con una testata. Catania reagisce, denunciato chi ha recentemente picchiato il personale del pronto soccorso del San Marco, ed è decisa la presa di posizione del direttore del Policlinico. Tolleranza zero contro chi tradisce, aggredisce gli operatori sanitari. Adelaide Barbagallo. Basta aggressioni e atti di violenza contro gli operatori sanitari. A Catania il direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico, Gaetano Sirna, in qualità di rappresentante legale, ha denunciato le persone che lo scorso 16 ottobre hanno aggredito verbalmente e fisicamente il personale in servizio al pronto soccorso del San Marco. Sarà tolleranza zero. Non possiamo più consentire che i nostri operatori sanitari vengano insultati e malmenati nelle nostre strutture mentre svolgono il proprio lavoro, e applicheremo tutte le misure necessarie a loro tutela. Abbiamo purtroppo constatato, dichiara Sirna, che il fenomeno delle aggressioni è in costante crescita e bisogna porvi fine. Sirna è chiaro, l'azienda denuncerà sempre, come del resto ha già fatto lo scorso marzo, ottenendo la condanna di un uomo che si era scagliato contro 2 professionisti con violenza e minacce. Si pensa nel frattempo anche a definire ulteriori iniziative di prevenzione e protezione, tra queste altre giornate formative in aggiunta a quelle già realizzate durante l'anno, affinché i sanitari siano preparati al massimo a gestire le situazioni più critiche. Una bimba di 8 anni è morta nella notte nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico di Messina. La piccola era stata portata dai genitori con la febbre altissima. I sanitari hanno fatto il possibile per salvarla, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Un 43enne del catanese aveva picchiato la moglie e lei, per testimoniare le violenze subite, si era ripreso al telefonino postando sui social il video. Rabbiosa la replica dell'uomo che, tornato a casa, ha colpito la donna a calci e pugni alla presenza delle figlie, rispettivamente di 2 e 7 anni, procurando alla moglie una vistosa tumefazione, all'occhio destro. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri. Catania, i manager di SAC, l'azienda di servizi dell'aeroporto, presentano in Confindustria il nuovo Master Plan 2030, cioè i lavori di ampliamento di Fontanarossa, in attesa di verificare se e quando sarà avviato il processo di privatizzazione dello scalo. Luca Ciliberti. Fontanarossa potrebbe diventare un gioiellino di efficienza che fa gola a molti, ai capitali privati che intravedono scenari di sviluppo impensabili nell'aeroporto e in generale nel sistema di scali Catania-Comiso, affacciato su Taormina e sul sud-est dell'isola. Poi c'è la politica che attraverso le governance e le camere di commercio di fatto controlla gli scali con il 60% delle quote di SAC. Negli ultimi anni l'aeroporto è cresciuto di anno in anno, ma senza investimenti il processo potrebbe essere destinato a fermarsi. Stamattina l'amministratore delegato di SAC, Nico Torisi, ha incontrato il sindaco di Catania in Confindustria per illustrare il Master Plan 2030, che prevede opere strutturali di ampliamento in 2 fasi. Spenderemo negli investimenti intorno all'aeroporto, non soltanto noi, ma anche gli enti, penso a quelli governativi, piuttosto che FCE che porterà la metropolitana sino a sotto il nuovo Terminal B, ci saranno investimenti per quasi 1 miliardo se non più, quindi l'aeroporto di Catania, la sua area, sarà la più grossa stazione appaltante dei prossimi anni per il sud Italia. Il processo di privatizzazione interessa i grossi gruppi imprenditoriali, dalla ex Atlantia dei Benetton agli argentini di Eurkenian, fino a F2I che controlla molti scali strategici italiani. Fino ad ora non c'è mai stato alcun conferimento di incarico. La privatizzazione non è una cosa indispensabile,
sostenibile. È un tema che ci è stato posto da tutti quanti i soci all'unanimità. Abbiamo lavorato con gli advisor per presentare una proposta che proprio nelle prossime settimane arriverà ai soci. Saranno questi e non certamente io o il nostro consiglio di amministrazione a decidere. Si è dovuto fronteggiare quel che economicamente era derivato dall'incendio fino a quando la situazione non migliora. È chiaro che secondo me è una lesione dei nostri interessi metterci sul mercato. Il comune è soggetto interessato, pur con una percentuale minima di quote. La questione vera è in condizione l'aeroporto di Catania di arrivare a 20 milioni di passeggeri con quell'area di sedime che presenta, in quelle condizioni di urbanizzazione del territorio circostante? Un giovane attore siciliano si sta facendo notare sempre di più nel panorama dell'intrattenimento nazionale. È il nisseno Carlo Amleto. Riesce a fondere comicità, musica e teatro ad altissimi livelli. Eva Spampinato. Io vorrei fare una canzone, ma non so se già questa è una canzone. Io vorrei fare una canzone. Aspetta. Attore, comico, musicista, performer, tante anime in un solo personaggio che esce fuori dagli schemi e trova un suo spazio, confermandosi uno dei fenomeni comici più interessanti del panorama televisivo e artistico attuale. Sono uno che sa fare male tante cose, quindi diciamo questo. Carlo Amleto, nato e cresciuto a Caltanissetta, si è fatto conoscere dal grande pubblico con il suo TG0, dove scandisce le notizie a suon di musica. Disoccupazione che cresce diventa un problema, blocca i ragazzi e la loro carriera. Mi piace molto la musica, la comicità e cerco di trovare una grammatica che le possa mettere insieme, che in realtà esiste, si chiama teatro canzone, che inventò Giorgio Gaber, e che poi ha avuto vari successori, per esempio Elio e le Storie Tese, che è Cozzalone, tanti hanno attinto dal teatro canzone, che è una bellissima grammatica, e io cerco di esplorarla a modo mio. Ma sono stati i social a fargli fare il salto di qualità. I video in cui interpreta Mozart, centralinista, o ancora il dottor Amleto, che cura i suoi pazienti attraverso la musica, sono diventati virali. Ancora lei? Dottore, quest'estate ci sono storie brevi e... Abbiamo troppe cose in ballo, Carlo adesso ha deciso di portare la commistione tra teatro, musica e comicità a un livello successivo e con il suo spettacolo Scherzo numero primo, opera prima, ha fatto il sold out anche a Catania, al Teatro Ambasciatori. È un insieme di sketch uno dopo l'altro, dove c'è appunto musica, dove ci sono canzoni del disco, dove ci sono degli sketch del TG0 e ovviamente tante cose inedite. Questo giovane ragazzo nisseno è un vero talento. Nei suoi sketch musica e battute diventano una cosa sola, il ritmo della sua comicità. Genuina, pulita, autentica. Ma che fa? Esatto. L'interferenza va a tempo. Esatto. La chitarra. Esatto, funky. Bravissimo, Carlo Amleto. Bene, è il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio, il carattere del Catania sul campo del Foggia e il pari del Messina con il Monopoli. State con noi, vi aspettiamo. Eccoci nuovi insieme con il calcio, pareggio in rimonta del Catania a Foggia, Inglese e Di Gennaro nel finale rispondono alla doppietta di Tascone. Marco Carli. Il bello alla fine. Il Catania interpreta il suo film a Foggia, copione questa volta non certo brillante, soprattutto in un primo tempo in cui sono i rossoneri a fare il match. Ma nel finale, appunto, arriva il vero Catania, preannunciato già nell'intero secondo tempo. Al 42esimo della ripresa sul 2-0 per il Foggia, la rete di Inglese che riapre il match e al quarto di recupero Di Gennaro mette la firma sulla rimonta. Il Catania non molla mai. Le potenzialità di questa squadra sono immense, secondo me questo dobbiamo ripartire dalla rimonta, ma non tanto solo arrivare al risultato, ma proprio dal discorso della forza che ci abbiamo messo per andarla a riprendere comunque fuori casa, in un campo non facile. Questo è l'epilogo che racconta di nuove convinzioni. L'avvio del match aveva detto altro, intanto la commozione di uno stadio intero per i 3 giovanissimi tifosi foggiani morti la settimana scorsa di ritorno alla trasferta di Potenza. E poi, dopo l'errore in avvio di Montalto, un Catania che abbassa subito il baricentro, poco aggressivo e con i reparti distanti tra loro. Tascone buca gli etnei 2 volte, nel primo tempo al volo sotto la traversa e in avvio di secondo con un sinistro rasoterra sul primo palo. Toscano d'inizio ripresa aveva cambiato la formazione iniziale, Quaini, Inglese, D'Andrea e Lunetta danno nuova verve. I rossazzurri sbagliano anche un rigore con D'Andrea, ma continuano a crederci e alla fine, come raccontato, acciuffano il pari. La cosa che mi è piaciuta di più è che se analizzi i 90 minuti è una prova di forza,
perché ribaltare 2 gol dopo anche il rigore sbagliato e crederci fino alla fine è una prova di forza. Il primo tempo dobbiamo analizzarlo bene con i ragazzi, ripeto, con lucidità e serenità, se vogliamo alzare il nostro livello e diventare una squadra ambiziosa. Ancora un pareggio per il Messina, fermato sullo 0-0 dal Monopoli. 7ª gara senza vittorie per i giallorossi in piena zona retrocessione. Sergio Colosi. Il Messina non sa vincere, primo pari in trasferta per il Monopoli. Al Franco Scoglio uno 0-0 che lascia più amarezze che soddisfazioni. Ai giallorossi che collezionano pareggi, il terzo consecutivo e il sesto in 10 gare, senza successi da 7 giornate. Era il 7 settembre, 4-1 al Taranto. E anche i pugliesi, brillanti e vincenti in 4 trasferte su 5, che si fermano nell'occasione in cui avrebbero potuto isolarsi al secondo posto. Meglio gli ospiti nei primi 25 minuti con Krapicas che salva prima su Grandolfo e poi su Valenti. Messina pericoloso con la rovesciata di Petrungaro. Si infortuna Natriello e l'attacco diventa ancora più spuntato. Mamona corre ma il tiro non è la sua specialità. Al Monopoli bastano i resti della sua difesa. Ad inizio ripresa Derisio evita sulla linea il vantaggio di Petrungaro. Le squadre si allungano, vorrebbero vincere, condizionale d'obbligo. Su Grandolfo salva il giallorosso Rizzo. Ortisi, che ha tanto da farsi perdonare, colpisce la traversa da calcio d'angolo. A quel punto il Monopoli si abbassa e non accade altro. Per il Messina questa non è media salvezza. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento è come al solito per le 20. Grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.